Dopo la Lombardia e il Lazio ci siamo noi, il Veneto. Secondo il dossier statistico sull'immigrazione elaborato dalla Caritas, la nostra regione è diventata la terza in Italia per numero di stranieri presenti. Sono poco più di 480.000 residenti, con una stima per gli irregolari sulle 55.000 unità. Verona, Treviso e Vicenza le province con la più alta concentrazione, mentre per quanto riguarda le nazionalità sono i romeni il primo gruppo, a seguire i marocchini, gli albanesi, i moldavi e i cinesi. Tantissimi anche i minori nel Veneto, che diventa la seconda regione per incidenza dei neonati stranieri sul totale dei neonati. Abbiamo 480.000 residenti stranieri in Veneto, la stima del dossier, anche su quelli non ancora registrati in anagrafe, è di 550.000. Abbiamo un'importante presenza di minori fra costoro, 116.000, il 24% degli stranieri residenti. Abbiamo un'importante presenza di nati nel 2009 da genitori stranieri, sono più di 10.000 e sono il 20% di tutti i nati in Veneto. Abbiamo 72.000 nati in Italia, cioè stranieri di seconda generazione residenti, 15% di tutti gli stranieri residenti in Veneto, e qui ci sono dati che direbbero una stabilità. Le cifre la confermerebbero se non fosse per la crisi, che ha colpito anche chi era arrivato in Italia per cercare lavoro. Abbiamo per la prima volta da una decina d'anni un calo tra gli occupati stranieri in Veneto, un calo minimo dell'1%, 3.000 persone, però è il primo caso in cui c'è un'inversione del trend di aumento, e questo preoccupa. Tutti i saldi occupazionali sono negativi nelle province del Veneto, soprattutto per i lavoratori stranieri. Le province dove gli stranieri sono più numerosi? Verona, oltre i 100.000, per il secondo anno è la provincia più numerosa del Veneto, poi Treviso e Vicenza, le tre province di fascia alta ormai classiche, che però aumentano più lentamente delle due province intermedie, cioè di Venezia e di Padova. Le nazionalità più, importanti? Ormai i romeni sono quasi il doppio della seconda nazionalità, che sono i marocchini. I rumeni? Sì. Però adesso fanno parte dell'Europa, insomma. Sono stranieri però, a tutti gli effetti. Poi noi abbiamo una cosa un po' particolare in dire: questi sono più stranieri degli altri. E l'altra cosa interessante è che, per esempio, i moldavi sono diventati la quarta nazionalità, sopravanzando per la prima volta i cinesi in Veneto, e con una presenza che non è più soltanto di donne, ma anche di famiglie, perché hai una quota importante ormai di alunni moldavi presenti nelle scuole del Veneto, che vuol dire presenza di famiglie alle spalle. Le faccio un'ultimissima domanda. Rispetto all'anno scorso, secondo lei, si sono fatti passi avanti o indietro sul piano dell'integrazione? Se l'integrazione, parola che io non uso di solito, vuol dire una stabilità di inserimento, temo che sia più a rischio dell'anno scorso, perché se il rischio è quello della tenuta del lavoro, effettivamente siamo più a rischio di una stabilità. Io ho titolato il capitolo di quest'anno "Una stabilità che si confronta con un'incertezza nuova". Allegato al dossier c'è anche un'interessante indagine sui redditi dichiarati dagli stranieri residenti e dai contribuenti nati all'estero. Questi ultimi, nel 2008, sono stati 365.000 e hanno dichiarato quasi 7 miliardi e 800 milioni di euro di reddito, praticamente quasi il 7% dell'intera ricchezza prodotta. Ciò significa che gli stranieri su 100 contribuenti nel Veneto, il 10,2 sono contribuenti di origine straniera, cioè nati all'estero, che contribuiscono complessivamente per il 6,8% dei contributi complessivamente dichiarati nella nostra regione. Mediamente uno straniero dichiara sui 13.000 euro all'anno, con un gap rispetto agli italiani di quasi 7.000 euro di differenza, ovviamente in meno.
gli stranieri oggettivamente soffrono di un livello molto più basso di redditi diciamo ricevuti dal proprio reddito dal lavoro, soprattutto dipendente, ed è proprio in questo momento di crisi che bisogna stare attenti, perché ovviamente loro continueranno sempre a mandare a casa le rimesse nei loro paesi di origine se qui la famiglia non c'è, quindi per cui se i redditi da lavoro a causa della crisi si riducono, è possibile anche che si riducano anche quegli importi monetari che loro mandano nei loro paesi di origine. Certo. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, qualche settimana fa ha detto che, vista la gravissima crisi occupazionale che viviamo anche noi qui in Veneto, il lavoro per gli stranieri non c'è più. Allora, su questa cosa è vera, cioè nel senso che della nuova disoccupazione in Veneto negli ultimi 2 anni quasi il 30% sono disoccupati stranieri. Quindi le riflessioni da fare in questo tipo di situazione sono queste, cioè salvaguardiamo quegli stranieri che da anni sono nel nostro territorio e che per causa della crisi hanno perso il lavoro, e in modo tale da diciamo creare delle opportunità per questi di ritornare all'interno del mercato del lavoro, anche perché non dimentichiamo che con le nuove disposizioni di legge, se io perdo il lavoro perdo il permesso di soggiorno, se io perdo il permesso di soggiorno io divento un clandestino. Attenzione, perché si rischia di far entrare all'interno di un circolo di clandestinità soggetti stranieri che nel nostro territorio vivono da molti anni. Nessuno torna a casa perché non c'è lavoro? C'è la tendenza a evidenziare dei flussi migratori di ritorno. Forse ancora presto, però se la tendenza sarà quella, se la tendenza sarà appunto la perdita continua del lavoro, è possibile che gli stranieri ritornino a casa, soprattutto se si parla di paesi balcanici piuttosto che paesi insomma, del Mediterraneo, un po' più di problemi per invece magari paesi un pochino più lontani da noi.